Questo è il Pala Benedetti. Abbiamo vissuto una serata di sport simpatica e abbiamo trovato anche una vecchia guardia del tifo bianconero Apu, Andrea Gremese. Che cosa hai visto in questa gara? Di buono e in che senso ti ha deluso? Di buono ho visto tutto, gli amici eccetera eccetera eccetera. Ecco, anche questo è importante. Esatto, questo è importante perché sono venuto qua con degli amici e abbiamo visto la partita. Non è che mi ha deluso, mi dispiace la diversità di punti che c'è stato tra il Brescia e noi. Però Brescia è molto forte. Sai che cos'è, secondo me? Loro oggi ovviamente o sei dentro o sei fuori, non è come nel campionato che ok la perdi tranquillo, però giochi con tranquillità. Ha giocato forse, secondo il mio umile parere, ha giocato con quella divisa, perché se non vinci sei fuori, infatti siamo fuori. Però comunque bravi. Siamo fuori relativamente perché noi siamo dentro il campionato e nell'area alta della classifica. Bravo, nell'area alta della classifica andiamo sempre più in alto. Andiamo sempre più in alto, dice anche Andrea Gremese, e lo ringraziamo e ti auguriamo buona serata, però di ancora. Mai mola, si dice in italiano, in furlano, mai mola. Gianni Perniola è un altro tifoso Apu, lo ascoltiamo nelle sue esternazioni perché non è contento di questa sconfitta. Beh, contenti non si può essere sicuramente, però chiaramente non si può condannare nessuno perché comunque i ragazzi sono reduci da una bella striscia di prestazioni. Io tra l'altro ero anche a Bologna domenica scorsa, ci hanno messo il cuore, purtroppo anche oggi la partenza non è stata delle migliori, però insomma alla fine può essere anche che siano stati un po' stanchi oggi magari delle prestazioni precedenti, però la squadra c'è, io comunque sono molto fiducioso per il proseguo del campionato. Secondo me questa è una squadra che la salvezza per me l'ha già acquisita, può mirare sicuramente ad arrivare ai playoff. Adesso c'è il derby con Trieste. Quello è un campionato nel campionato, cioè vale come un campionato, dai, per noi tifosi friulani, chiaramente quella è una partita che vale molto e spero che i ragazzi ci mettano veramente il cuore, perché insomma visto un po' l'antagonismo tra noi e Trieste, con tutto rispetto ovviamente per i triestini, piacerebbe insomma portare a casa una bella prestazione, magari una bella vittoria. Senti, ci hanno fatto un bel regalo qui al Pala Benedetti offrendoci la possibilità di vedere nel maxi schermo la gara. Io dico magari ogni domenica, e tu che dici? Beh sì, indubbiamente, dai, questo è stato proprio un bel regalo da parte magari ogni domenica esterna, perché l'interna la dobbiamo passare, come dice Pedone, all'interno del Pala Carnera, Credi Friuli. Ma non è proprio così però, perché non è neanche facile ormai passare all'interno del Pala Carnera, perché è sempre esaurito, fortunatamente, no? Per cui evidentemente c'è grande fame di basket qua in Friuli, no? Perché se è sempre esaurito da inizio campionato e comunque la riprova è stata anche oggi, perché comunque per la Coppa Italia, nonostante non fossero le 8 di sera ma le 6 di sera, comunque mi sembrava piuttosto gremito il palazzetto, per cui grazie al presidente, grazie alla società, sarà un piacere se magari ci sarà qualche altra partita trasmessa in questo posto che mi ricorda tra l'altro vecchi ricordi. La gioventù, infatti, quindi è sempre... Addirittura Joe Allen per me. Sì, no, per me non Joe Allen, però io qua ci facevo anche judo, mi ricordo quando ero piccolino, insomma è un pezzo di Udine, no? Una parte della storia di Udine questo palazzetto, ed è un piacere che venga ancora utilizzato non solo per gli allenamenti delle squadre ma anche per dei momenti conviviali tra i tifosi. Roberto Meanoi, giornalista e scrittore, ha scritto ben 2 pubblicazioni sulla squadra di pallacanestro udinese dalla Snyder in poi, e poi anche altre pubblicazioni, tra le quali un libro di sguardi proprio sul mondo. Nei suoi viaggi ha raccolto dei documenti fotografici intensi. Tra parentesi, questo libro sarà presentato proprio domenica, ce ne vuoi parlare? Sì, presenteremo a Maiano all'ospitale di San Tommaso, che praticamente
è un luogo meraviglioso e si adatta, visto che in quell'ospedale lì passavano anticamente i pellegrini, si soffermavano e quindi io sono stato anch'io un pellegrino, perché ho girato un po' il mondo e l'ho fotografato i vari volti, insomma, no? di anziani, bambini, mamme, spose, insomma un pochino un caleidoscopio del mondo. E allora posso andare anche a questo ospedale di San Tommaso, che lì è l'ambiente adatto, insomma, per presentare un libro del genere. Domenica, ricordiamo che ora? Alle 17:30, e quindi dovrebbe essere una bella serata. Proietteremo anche delle foto, alcune foto del libro. Il libro ha 170 foto, ne proietteremo alcune e col maxi schermo si vedrà, insomma, delle cose molto belle. E questa sera sul maxi schermo invece abbiamo visto l'Apu. Sì, abbiamo visto l'Apu in questa partita contro Brescia. Brescia è tra le prime, insomma, del campionato della Serie A italiana, e quindi, insomma, era una partita molto difficile e c'è stata l'emozione iniziale, e come era successo la settimana scorsa, pochi giorni fa, a Bologna siamo partiti con -20, che è stato molto difficile rimontare, e quindi purtroppo questa partita è andata così. Non ci sono punti in palio, per cui adesso l'obiettivo e la testa deve essere quella per la prossima partita, insomma, di cercare di vincere in campionato e andare bene in classifica. Allora abbiamo trovato anche Lorenzo Pegoraro, se ti accomodi ti ringraziamo. Il diario di Udine. Lorenzo Pegoraro è un esperto veramente molto attento nell'ambito della pallacanestro, e quindi gli chiediamo immediatamente un giudizio tecnico su questa gara. Beh, diciamo che forse ci aspettavamo una prestazione migliore da parte di Udine, anche perché Brescia era senza Ivanovic, che era un giocatore importante, quindi si sperava, insomma, che fosse un po' una partita almeno un po' più equilibrata. C'è stata comunque nel finale, nel quarto una fiammata, no? Anche con Alibegovic con le sue triple, si sperava, insomma, si è arrivati a -8, poi purtroppo Brescia ha dimostrato un osso duro, ha meritato di vincere, bisogna anche riconoscere che è stata più brava. Dobbiamo chiederti un pronostico per questo campionato, per questa Coppa, chi la vince? Guarda, è ancora un po' presto, per cui chiaramente la prima partita è un po' difficile da vedere come arrivano le altre squadre in campo e tutto. È chiaro che Milano e Bologna partono sempre con i favori del pronostico. Sta a vedere che però magari una tortona non scappi fuori anche quest'anno, una sorpresa, e quindi diciamo una delle tre. E comunque ormai che ci siamo, facciamo un pronostico anche sul campionato, proprio sul campionato di Serie A. Allora abbiamo visto, insomma, Bologna che è un'ottima squadra, Milano, insomma, anche con Poeta vediamo che ha qualche difficoltà, ogni tanto fa qualche passaggio a vuoto, e Bologna potrebbe rifare su lo scudetto. Se tu dovessi fare 3 nomi dei 3 migliori italiani del campionato di pallacanestro di Serie A, quali nomi faresti? Adesso non so, non vorrei coglierti in imbarazzo, perché tu li conosci tutti e magari fare 3 nomi è sempre difficile, ma ci proviamo? È sempre difficile, anche perché comunque il nostro campionato è un campionato molto difficile, in cui gli americani fanno la parte da leone, sono quelli che giocano di più e fanno i punti, no? Soprattutto. Intanto sono contento che ci sia il nostro calzavari nazionale, che già questo dimostra che abbiamo un italiano forte e giovane anche nella nostra squadra, no? Oggi abbiamo visto Della Valle, che anche lui nazionale, insomma, è Vecchia roccia. una vecchia roccia, ha 33 anni, ma insomma non li dimostra. Abbiamo visto anche un altro vecchia roccia di Berges che non viene convocato, però insomma è fortissimo. Già questi sono tre italiani che sono bravi. Poi chiaramente ci sono i Paiola di Bologna, che magari è un giocatore che non si vede tanto per i punti, ma come difesa e come playmaking è sicuramente Un molto altro forte. che giocherà fino a 63 anni. Sicuramente uno che giocherà a lungo, insomma. Poi ci sono magari quelli che anche
insomma non giocano neanche in Italia, insomma, no? I Procida e così via, insomma anche quelli. Poi ci sono giocatori un po' da ritrovare, per esempio a me piace molto Maignan, che ultimamente non è che stia facendo benissimo, però è un giocatore che in nazionale per esempio può dire sempre la sua. Insomma, diciamo che forse manca ancora la stella, no? Quella che c'era una volta, il Carlton Myers, no? Che davi la palla a lui, e più adesso è diventato un gioco appunto di squadra in cui tanti giocatori possono dirla loro. Lorenzo Pegoraro, ci troviamo ancora allo stadio Carnera, Credi Friuli, Certo. per tifare sempre per l'Apu Old Wild West. Assolutamente, adesso insomma c'era anche Varese, quindi è partita importante, prossimo turno di campionato.